Appena terminata la Basilica di Maria Ausiliatrice, qui c'era questo spiazzo che era di terra battuta, molto brutto, ed era proprio la discesa che veniva giù dalla città. Già Don Bosco, guardando la facciata, aveva detto un giorno: qui ci starebbe bene un monumento con Mosè che batte sulla roccia e sgorga dell'acqua in una vasca. E in effetti l'idea del monumento è andata avanti, ma il monumento non l'hanno fatto a Mosè, ma l'hanno fatto a Don Bosco. Ed è nato questo monumento 100 anni fa. 100 anni fa è stato inaugurato. E quindi fa un po' la caratteristica di questa piazza. Sono moltissimi che scendendo Valdocco lo sfiorano, pochi veramente si chiedono che cosa significa. Bene, è un monumento molto semplice nella sua concezione, è dimostrare che cosa hanno fatto non solo Don Bosco ma tutti i salesiani, ed è fatto proprio come una specie di epopea della famiglia salesiana. Che cosa si fa? Ed è molto semplice. Il primo in alto è una specie di danza di ragazzi intorno a Don Bosco. Don Bosco sta scherzando con i ragazzi, ha un'espressione molto bella e uno lo tira su, che è il senso proprio dell'educazione, che significa tirare su, far crescere. Poi sotto la danza di questi ragazzi di bronzo ci sono quelli che sono gli elementi principali. Proprio sotto Don Bosco c'è questo gruppo che è molto, molto bello. A tutto è dovuto allo scultore Gaetano Cellini, questo gruppo che è la fede che conforta un uomo. C'è presente la croce da baciare ad un uomo, è il significato della fede. Don Bosco aveva detto la nostra società all'inizio era un catechismo. E questo rimane, cioè il senso che la prima grande e importante cosa è questa trasmissione della fede, che poi avviene attraverso le varie scene che ci sono. C'è qui sulla destra, per chi guarda, c'è quella mamma col bambino che manda baci a Don Bosco. Sulla sinistra c'è in pratica sotto l'effigie di Maria Ausiliatrice che fa pandan con l'Eucaristia di qua. L'Eucaristia e la Madonna sono i due degli amori bianchi che Don Bosco ci ha lasciato. Là c'è, se si vuole, il senso delle missioni anche nei posti più selvaggi, più difficili del mondo, e di qui c'è una famiglia di lavoratori che così ringrazia in un certo modo anche il senso dell'Eucaristia, della famiglia, del pane guadagnato e del lavoro che i salesiani da sempre hanno fatto con le famiglie. Ecco, poi è interessantissimo anche il retro. Ecco, altre attività di quella che è il lavoro normale dei salesiani. Interessante quello del centro. Allora significava soprattutto il lavoro fatto con gli emigranti a partire dall'Argentina, poi negli Stati Uniti, nel resto dell'America. Sulla sinistra c'è il lavoro dei contadini ed era per le scuole agricole dei salesiani, e bisognerebbe fare un altro monumento solo su questo, per quello che hanno fatto i salesiani dall'Israele alle Filippine all'America Latina con le loro scuole agrarie, e continuano adesso nell'Africa e nell'Asia, e anche questo è qualcosa di molto importante. Come pure dall'altra parte è essenziale, ci sono le scuole professionali. Naturalmente le prime qui sono le scuole grafiche, ma il senso è proprio delle scuole professionali, ed è, credo, il grande vero monumento che devono avere i salesiani, proprio perché la scuola come scuola, intanto come far crescere dei ragazzi che sappiano veramente essere protagonisti nella loro vita professionale e nella vita sociale, e poi proprio per tutto quello che si fa ancora oggi, più delle volte gratuitamente, proprio per i ragazzi che hanno bisogno di entrare nella società per la porta principale, e non sempre devono elemosinare, come diceva Don Bosco, il loro pane, ma averlo. Ecco, in fondo il grande senso del monumento è quello della strenna del 2020, che è quello che Don Bosco voleva era formare
buoni cristiani e degli onesti cittadini, e in fondo il monumento lo esprime molto bene.